La ricetta che prepariamo questa sera è il fegato alla veneziana. Nonostante il nome, l'accoppiata fegato-cipolle è conosciuta in tutto il bacino mediterraneo e risale alla cucina prima romana e poi bizantina. Il dolce delle cipolle corregge l'amarognolo del fegato, svolgendo la stessa funzione che in antico avevano i fichi. La ricetta di questa sera è per 4 persone. Gli ingredienti sono il fegato, le cipolle, l'olio extravergine di oliva, sale, pepe, prezzemolo e, per chi vuole, una spruzzata di limone. La prima cosa da fare è tagliare le cipolle. Oggi io ho comprato le cipolle novelle. Siamo a marzo ed è stagione di cipolle novelle. Le cipolle vanno tagliate a fettine sottili e poi messe dentro una padella insieme a un goccio di olio extravergine di oliva. Ecco, stiamo terminando. Questa è l'ultima cipolla. Per 4 persone circa mezzo chilo di cipolle e mezzo chilo di fegato. Accendiamo il fuoco. Mescoliamo un po'. Nel frattempo abbiamo preparato anche del brodo vegetale che andrà aggiunto per la cottura delle cipolle quando dovessero essere troppo secche. Lasciamo cuocere le cipolle mettendo sopra il coperchio. Ecco, abbiamo cucinato la cipolla tagliata a fette sottili con un goccio d'olio extravergine di oliva e abbiamo aggiunto del brodo vegetale per la cottura. Adesso è arrivato il momento di mettere il fegato. Aggiungiamo il fegato alla cipolla. Mescoliamo. E mettiamo un po' di sale. Adesso la cottura è abbastanza veloce, bastano circa 5 minuti. Ecco, il fegato ha finito di cuocere, lo abbiamo messo in un piatto da portata. Aggiungiamo un po' di pepe. Un po' di prezzemolo. Per chi vuole si può aggiungere anche un po' di limone, però non è il nostro gusto. Adesso lo portiamo in tavola. Ecco, abbiamo la tavola preparata in attesa dei nostri amici. Mangeremo il fegato accompagnato da un ottimo merlot dei Colli Euganei. Buon appetito!